Sì che dunque io e Marie ossin a Pantellerie e alle just che non altris dulci insieme o ciapè di note dai più importanti dati geografici de isole. La isole di Pantellerie di formazioni vulcaniche cui sceglie 84 km² di superficie e è la più grande des isolis italianis che sono dal canale di Sicilia. La distanza de Sicilia è di 110 km, intanto che la queste de Africa è diste 65. A disin che in particolare giornadis si arriva a Viodi la Tunisia e io e Marie ho vinto dome una settimana di tempo per provare a Viodile. Si pensa che i primi abitanti di Pantellerie sono stati i Sesioti. Circa 5.000 anni fa, questo antico popolo di divenienze anche mogue disconosciute, si pensa che si vedi stabilito a Pantellerie per via di ossidiane, materie laviche fondamentali in ete preistoriche. In seguito, la isola è stata terra di conquiste prima dai Greci, poi dai Fenici. Lasciamo per un momento la storia delle isole e fermiamoci a visitare Pantellerie città in Taisiei a Spiez, più importante, a cominciare dal nome, che è quel che ha fatto chiamare Pantellerie tutte le isole. La isola conta circa 7.000 abitanti, ma la gran parte vive in queste cittadine. Biel è evidente il suo quarto. Sono stati i Fenici a fondarlo e al DDV al vante servizi di aliscafs e traghetti ogni dì con Trapani, il suo ciaflug di province e con altre importanti città. Di questo porto sono partiti anche altri con una motonave per ammirare la bellezza delle isole cialantele dal mare, che sarà oggetto di una puntata a sé stante. Interessante è anche il castello chiamato Barbacane. Sono stati i bizantini dal 540 d.C. primi a realizzare una struttura fortificata operando materiali di recupero più antichi. Dopo varie vicende storiche, è dal 1991 che il castello è stato restaurato e dal 2010 è diventato il Museo Archeologico Regionale. L'aeroporto, appena subito fuori dal centro abitato, in linee dirette al collega varie città italiane, Milano, Roma, Vignesi e tanti altri, fino a 3 volte in dì. Senza contare Trapani e Palermo, con collegamenti quotidiani. Si può dire che la cittadina è piccola, con palazzi antichi e moderni, e le case tipiche, i damusi, non mancano. Poco lontano dalle cittadine è il lago di Venere. È stato chiamato così per via di una leggenda che viene da mitologie grecche. Si conta che Venere, la dea de bellezza, prima dai stiei incontris amoros col dio Bac, si speglava le aghe limpide di questo lago. Formato in un cono vulcanico, il lago ha le aghe dolci e calde, per via di 3 risultivi termali sotterranei. Noaltris non si lascia fare il bagno in tal lago, ma si dome fermati a cialalu dall'alto di un ponte panoramico.
a di il ver, li comodità son pocis, ma per cui che non l'ame caos des grandi città, queste cittadine e poi essi un valid motivo per vivi la vita in maniere pacifiche e serene. Anche no altri doi che osin in un alberg a 3 stelis in offerte special, o stin ben e o vivin in maniere pacifiche e serene. E ogni sera, tant che ospietin la cene, de terrazze de nestre camere, o cialin in magnific tramont dal soreli. Mandi!